corso di laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo ha compiuto 20 anni ed è stata davvero una tappa importante per il nostro dipartimento, per la città e anche per il nostro territorio, che è stato in qualche modo sollecitato dai nostri laureati. Questa festa è stata per noi l'occasione di raccontare una storia fatta di docenti e ognuno nel suo campo ha segnato discipline come il cinema, la musica, il teatro, l'arte, ma soprattutto è stata una storia vissuta da studenti ed ex studenti che hanno creduto nel nostro progetto formativo, si sono laureati in dance e hanno portato nel nostro territorio competenze e professionalità così cruciali per il nostro Paese. Il DAMS di Padova è la realizzazione di un progetto formativo che, fondato su una storia ventennale, presenta ancora la freschezza e la propulsione creativa di un corso di laurea appena avviato. Noi studenti siamo il cuore pulsante del DAMS. Per noi il corso sa rinnovarsi, proponendo insegnamenti e nuove discipline con attività di laboratorio e di stage in grado di rispondere alle esigenze in continuo cambiamento provenienti dal mondo del lavoro. Gli sbocchi occupazionali e le attività professionali a cui mira il nostro corso con la sua offerta formativa sono l'animazione e l'industria culturale, la televisione e i mass media, dall'ideazione del prodotto alla sua realizzazione finale. Il percorso di studio a noi proposto si snoda attraverso lezioni in aula e seminari tenuti da esperti dei settori che arricchiscono e integrano la didattica frontale con attività pratiche e performative. Ulteriori conoscenze teoriche e capacità operative sono sviluppate poi all'interno dell'attività prevista di stage e laboratorio. I laboratori, il nostro fiore all'occhiello, sono proposti all'interno dell'offerta formativa del corso di laurea e possono essere scelti dagli studenti e dalle studentesse all'interno di una proposta varia e numerosa, i cui settori spaziano dal cinema al teatro, passando poi per la musica e l'arte, senza dimenticare poi anche il mondo della fotografia e della radio. In parallelo è prevista un'attività di oltre 200 ore di stage o tirocini, da svolgersi presso aziende, enti, studi professionali o altre organizzazioni del settore. Il tutto con lo scopo di far entrare a contatto studentesse e studenti con la realtà e le problematiche del mondo del lavoro. Il corso di laurea quindi supporta studentesse e studenti nella scelta, ma sarete voi, se amate l'arte, la musica, lo spettacolo, il cinema, a scegliere e prendere direttamente contatto con la realtà del vostro territorio. Il corso di laurea ha come scopo finale quello di formare operatori e operatrici di cultura umanistica, con buone competenze informatiche e tecnologiche e anche l'utilizzo di strumenti teorico-pratici, in grado così di trarre profitto da quelle che sono le interferenze disciplinari fra arte, musica e spettacolo. Venire a studiare al DAMS di Padova vi permetterà di conoscere la città, meravigliosa Urbs Picta, riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Pensata per le nostre esigenze di ricerca, studio e svago, Padova sarà il teatro di noi giovani che arriviamo. Sarà l'insieme degli spazi attrezzati, delle biblioteche e delle aule studio in centro storico. Dei teatri e delle sale da concerto, dei cinema e dei musei che spesso offrono mostre di notevole interesse. Che aspettate dunque? Vi attendiamo numerosi al DAMS di Padova.